Nell'androne dell'ospedale di Mestre, dove è stato allestito il punto di prima accoglienza per i parenti delle vittime, già dalla notte moltissime persone si sono riversate per avere notizie. La Regione Veneto ha allestito un servizio di accoglienza e un team di psicologi e interpreti, ma la situazione rimane difficile da gestire. Approfitto per ringraziare del grande lavoro tutti, in particolar modo i nostri sanitari, 40 ambulanze, l'Eli Soccorso, e soprattutto abbiamo dato dimostrazione di una celerità che è unica. È stato autorizzato, come sapete, il lutto regionale per 3 giorni, abbiamo ancora 15 pazienti, siete stati informati, tra i feriti. Ci preoccupano alcune posizioni, sono circa 5-6 persone gravi, e ricordo che abbiamo 2 bambine di 3 anni e il fratellino di una delle bambine austriaci che ovviamente sono ricoverati. È un'autentica tragedia. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte, ma anche coloro che sono negli ospedali, che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su 5 ospedali, che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba di 3 anni che è anche una grande ostionata, per la quale siamo veramente preoccupati. Il sistema dell'emergenza è stato messo sotto stress per la mole di persone da soccorrere. Noi abbiamo attivato anche un centro di ascolto e di supporto psicologico, come si conviene in queste situazioni. Certo è che la mole della tragedia impone veramente uno sforzo non indifferente, anche sul fronte della mediazione linguistica, visto e considerato che abbiamo cittadini croati, abbiamo la Germania come nazionalità, la Spagna, ho sentito l'ambasciatore stanotte, la Francia e poi ovviamente gli ucraini. Quindi è veramente una situazione assolutamente pesante. Il tratto di strada del Cavalcavia Rizzardi non è di competenza regionale, ma anche sullo stato di questa strada del Garrail l'inchiesta dovrà fare luce. Da quello che ci risulta, siamo davanti a una macchina che è recentissima, del 2022. L'autista è una persona esperta, per bene, super referenziato, per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Ringrazio il prefetto perché ci siamo sentiti costantemente in queste ore. Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quella in autobus, se ci sono, se si sono salvate le immagini e le testimonianze, ci aiutino a capire cosa è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. Ci sono tra i superstiti, o meglio tra i feriti, ci sono almeno 4 pazienti che possono parlare, uno dei quali anche in rianimazione, ma parla.